Non solo arance, ma anche spazio alla coltivazione dell'albicocco, del cachiroio brillante e del mandorlo. Ribera, già marchio DOP per gli agrumi, punta ancora sulla qualità e l'eccellenza dei prodotti che la sua generosa terra crea, attraverso ovviamente sistemi innovativi di produzione. E di questo ed altro si è parlato nel corso di un seminario tecnico che per 2 giorni vede confrontarsi produttori, imprenditori e politici. Tra i relatori Giuseppe Ruvolo, componente della Commissione Agricoltura del Senato. Nuova tecnologia, innovazione, nuove tecniche di lavorazione possono consentire davvero in maniera molto concreta a ritornare. Quelle occasioni che ha visto la mia città, il mio territorio, il periodo più bello, il periodo più proficuo, dove gli investimenti in agricoltura sono stati tanti. Adesso la monocultura delle arance del Washington Navel hanno un po' segnato il passo. Adesso vediamo, questa è una grande occasione. A portare la sua esperienza di imprenditore agricolo l'ex eurodeputato e presidente della provincia di Palermo Francesco Musotto. L'agricoltura è passione, è amore per la natura, ma soprattutto dovrebbe essere un riconoscimento da parte degli organi pubblici di gente che difende l'ambiente. Io sono in una zona molto bella della Sicilia, che è la zona nord-est, tra le Madonie e i Nebrodi, sul mare, ma dove siamo rimasti 2 o 3 aziende, forse io solo, a difendere il territorio, ad evitare che il territorio diventi preda dei fuochi, degli incendi, di pascoli abusivi e di tutto ciò che di negativo può essere per l'ambiente. Ad organizzare l'incontro l'assessore comunale alle politiche agricole di Ribera Giuseppina Spataro. È un seminario tecnico che ho organizzato su sollecitazione di alcuni produttori, ma anche del Presidente della Commissione Agricoltura, proprio per dare un segnale di presenza dell'amministrazione comunale su un tema che oggi viene un po' forse tralasciato, perché si punta semplicemente a valutare, a valorizzare la commercializzazione o quant'altro. Ma prima di arrivare alla commercializzazione io ritengo che bisogna creare le condizioni per migliorare una qualità del prodotto.